Nessun veneto ha in mente la fiducia rispetto alle priorità, quindi spendiamo soldi per deliberare, pagare avvocati, consulenti per un atto inutile. Se una legge oggi non passa, il Presidente può decidere che si dimette e ci manda a casa tutti. Perché fare un provvedimento complicato, difficile, che ci obbliga a spendere 14 milioni di euro per un referendum? Mi pare che 14 milioni di euro potremmo risparmiarli. Sì, un provvedimento che non si capisce, che va a mortificare ed è molto offensivo anche nei confronti dei veneti. I veneti ci hanno votato dandoci libertà di mandato. Oggi con il regolamento in una settimana si può approvare tutto, quindi non è una questione di tempi, è una questione di rispetto. I consiglieri regionali sono stati votati per rappresentare i territori. Questo provvedimento è un bavaglio soprattutto per la maggioranza, quindi ci chiediamo come fanno ad accettare i consiglieri di maggioranza e di Zaia di essere messi sotto scacco e di non poter esprimere appieno le loro opinioni. Dov'è la coerenza quando sul territorio diciamo parola al Veneto, al popolo veneto, poi veniamo qua, ci chiudiamo in un'istanza, decidiamo quello che c'è da fare, non ascoltiamo la gente e chi le rappresenta la gente? I propri consiglieri, quindi è un provvedimento che va contro ogni logica di chi ha predicato nel territorio, è una cosa diversa da più di 20 anni. Potrebbe servire un referendum per decidere sulla fiducia. 14 milioni di euro che sono stati detti a tutti i veneti che non ci sono per il referendum, per l'autonomia e per l'indipendenza, ma pare che il Consiglio abbia trovato 14 milioni di euro per farsi questa leggina sulla fiducia che serve solo ed esclusivamente a chi sta chiuso dentro i palazzi. È una proposta che mette il bavaglio ai consiglieri regionali, quindi al Consiglio regionale, impedendo anche al singolo consigliere di fare il suo lavoro, cioè rappresentare le istanze e i bisogni dei territori. Quindi riteniamo che Zaia abbia una maggioranza bulgara, possa fare cioè in Consiglio regionale quello che vuole, non può impedire anche ai suoi consiglieri di fare il proprio mestiere per il quale sono pagati.